Il big match della terza giornata di ritorno in eccellenza Sicilia Girone A si gioca al Dino Liotta e mette di fronte la capolista Licata e la Don Carlo Misilmeri, guidata da un ex gialloblu d'eccezione come Tommaso Napoli, tornato tra gli applausi davanti a un pubblico col quale ha condiviso momenti straordinari. Ma ora con le immagini veniamo alla partita con la Don Carlo Misilmeri che inizia con il possesso del pallone, ma la prima palla gol la crea il Licata con questa azione tambureggiante sulla destra, il cross di Arario, l'uscita in qualche modo dell'estremo difensore, poi la palla che arriva alla piana, il quale calcia col sinistro, c'è anche una deviazione di Manfrè, ma la palla non trova la porta, poi Greco fa il break per vie centrali, Manfrè la fa passare ancora per la piana, il quale converge e calcia e colpisce in pieno la traversa, una palla gol clamorosa per il numero 10, ma attenzione a quello che accade in questa azione. Greco perde palla, poi da terra sgambetta l'avversario, il direttore di gara che a 2 metri non ha dubbi, cartellino rosso per il numero 30, per uno dei centrocampisti under più forti della categoria. Non vuole sentire proteste il direttore di gara, in 10 il Licata, ma non sembra accorgersene più di tanto la squadra di Bonfatto, perché su questo calcio di punizione arriva il colpo di testa vincente di Porcaro per l'1-0 della capolista. Porcaro ancora a segno con un gol importante al Dino Liotta, sblocca il risultato, porta avanti la sua squadra, ma il vantaggio dura poco, perché sugli sviluppi di un'altra palla da fermo, questa volta calcio d'angolo, arriva sul primo palo Salvo Di Fatta e il pareggio praticamente immediato della Don Carlo Misilmeri con il suo numero 10, anche lui autore di tanti gol pesanti in questa prima parte della stagione. Dunque pari e patta al Dino Liotta, con il Licata che a questo punto prova a riversarsi in avanti per riportarsi in vantaggio. Qui l'azione sulla destra si conclude con il tiro dell'ex di turno Tommy Flores, ma la sfera termina fuori e allora Don Carlo, che cerca di alleggerire, poi va alla conclusione dalla lunghissima distanza, e qui Valenti si deve esibire in una parata non semplice per smanacciare. Poi sempre sul finire di primo tempo la piana impatta, poi la conclusione di Palmisano parata dall'estremo difensore ospite. Infine Tommy Flores con la conclusione che si perde fuori. Con le immagini passiamo alla ripresa, perché qui recupera palla, forse con un fallo, il Licata con Arario. Alla fine l'azione si svolge al limite dell'area, conclusione del numero 11 con la palla che si perde fuori. Poi ancora insiste la squadra di Bonfatto, sempre per vie centrali, sempre al piccolo trotto, nonostante l'inferiorità numerica. Alla fine, dopo una serie di scambi, la palla arriva a Palmisano, conclusione secca ma però imprecisa. Allora prova a spingersi soprattutto in contropiede la Don Carlo Misilmeri con questa palla messa in mezzo sul secondo palo, conclusione altissima, e qui grande chance sprecata dalla formazione di Tommaso Napoli. L'ultimo tentativo è per il Licata, Arario li semina tutti, slalomeggia all'interno dell'area, conclusione che si perde fuori, e su questo tiro termina la partita. È 1-1 tra Licata e Don Carlo Misilmeri. Il Licata si vede rosicchiare 2 punti dal Marsala che insegue al secondo posto. Da Sportisile è tutto, alla prossima.